buonasera con Lo Sapevo, finalmente in presenza, ritornati in zona gialla, ci risiamo qui in studio con le Pro Loco per questa nuova fase. I campioni di Lo Sapevo sono ritornati in studio, le Pro Loco che hanno vinto le edizioni di questa trasmissione per vedere se effettivamente ci sarà la miglior Pro Loco di Lo Sapevo. In sfida questa sera le Pro Loco di Dignano, capitano Massimo qui con due componenti della squadra, vi faccio anch'io l'applauso. Quindi sono tre distanziati, Massimo che è il capitano è senza la mascherina e i suoi due compagni sono mascherati, e come la stessa Pro Loco di Maiano, capitanata da Daniele. Bentornati. Assieme ai suoi due componenti, ed è tornato in studio qui con me anche uno dei nostri filologici di fiducia, che è Enrico Radivo. Mandi! Ciao, buonasera a tutti, da parte ovviamente me, di tutta la società filologica furlane. Ragazzi, voi siete pronti con le vostre pulsantiere? Ormai eravamo abituati a vedervi a distanza, adesso siete qui in studio, come state? Bene, benissimo, bello essere qua, dai. Bello essere qui con sì. il supporto anche dei due componenti della squadra, eri Certo. da solo, anche se qualche aiuto l'avevo sentito a distanza, Sì. qualcuno ti aiutava, invece tu via Skype eri sempre solo, avevi qualche aiuto? No, ero solo, però sentivo poco, effettivamente sentivo molto Quindi poco. già se sentivi poco non potevi neanche avere tanti aiuti, No, perché infatti. va bene. A Dignano le da impensare che avevi anche bietais di prosecco. Ah sì, era lui quello che si faceva notare, invece Ben l'ultimo organizzati. Attimis invece aveva i suoi prodotti tipici ed è la vincitrice della quinta edizione che tornerà la prossima settimana e affronterà Buttrio. Allora siete pronti Siamo per, pronti. per essere i campioni dei campioni? Avete studiato, Massimo? Ma siamo No. preparati, siamo comunque Siete già preparati. anche perché voi siete la Pro Loco che ha vinto 2 edizioni, dovreste essere voi campionissimi. Difenderemo i titoli. Se voi invece a Noi Miami. abbiamo studiato tutto il periodo di chiusura, quindi Benissimo, vediamo. Siamo molto pronti. Vediamo se siete così preparati. Partiamo col primo cubo virtuale, il primo quiz della serata. Vediamo. L'argomento. Territorio, parliamo di frazioni. Arcola, Molassa, Roppe, Ponte, Antoi sono le frazioni di quale comune? Tra questi che vediamo, Muzzana, Dolegne, Monzo, Barcis. Dignano dice Barcis, dice bene. Bravo Massimo. 5 punti conquistati e sei tu che giri per tutti questi comuni e sei le frazioni? No, conosco bene la Valade. Ah, vabbè. Ho la mamma ertana. Ah, bene, invece voi non avevate proprio idea No. delle Sinceramente frazioni. no. No, allora andiamo avanti e vediamo il prossimo argomento, se riuscirà Daniele a dare la risposta, oppure se continuerà Dignano a dare la risposta esatta. Andiamo a vedere il prossimo argomento. Enogastronomia, ma sempre legato naturalmente al nostro territorio. Nel 2000 è stato creato un percorso tematico che da Fossalon di Grado arriva fino a Tricesimo. Quale? La strada del prosciutto, la strada del vino rosso, la strada del radicchio di campo, la strada degli asparagi. Non è la strada del vino rosso, ma è la strada degli asparagi. Bravissimi a Dignano. Cos'è adesso? Qualche parente anche No, a no. Tricesimo? Ci siamo consultati. Vi siete consultati. Vedi che avere la squadra preparata aiuta. fa parte Aiuta. del titolo di campioni. Certo. 9 punti Dignano, ma Maiano è un diesel, eh? Daniele studia l'avversario, poi vediamo. Andiamo avanti, vediamo il prossimo quiz, il nostro cubo virtuale. Cultura. Si prepara a Udine l'8ª edizione di Friuli Storia. Il vincitore viene scelto da una giuria popolare di quante persone? Quante? 60, 30, 150 o 300? Non è 30. Quindi mancano 60, 150 o 300? Non sono, ma sono ben 300. 300. Sì ragazzi, sì, è così.
Dovete contarli uno a uno? Sì, niente, in matematica non ci siamo, anche se lo dico sempre, il nostro Massimo è un bancario, ma si vede che è troppo da fare durante il giorno che poi non ce la fai. Allora andiamo avanti e vediamo il prossimo argomento nel nostro cubo virtuale. Territorio. Qual è il comune più piccolo per superficie di tutta la regione? Carlino, Medea, Resiuta, Vaillant. Oh, bene, bravi. Adesso ci spiega il perché, Enrico. Il perché spero che lo sapete già tu, perché fa parte della nostra storia, quindi sarebbe un voto insufficiente sicuramente se non lo sapete. No, comune di Vaillant, appunto, che nasce dai primi anni 70, dal 1971, a seguito del disastro del Vaillant, che era stato il 9 di ottobre del 63, perché in questo posto, che dopo gli abbiamo appunto il nome di comune di Vaillant, andare parte dai sfollati che arrivavano da Svalade, da che era stato questo disastro. Zone che prima era dal comune di Maniago, che dopo hanno appunto ceduto per costruire questo nucleo abitativo, per far fronte appunto a queste grandi emergenze che erano succedute appunto Erto, Casso e le zone che ben conoscete, quindi Vaillant come un più piccolo della nostra regione. Bravo, bravo Daniele che sei riuscito a dare la risposta, la prima risposta, 4 punti. Utile. Sì. Bene, dai. Bene, bene. Ho detto che eri un diesel con la tua squadra. Pian piano adesso. Piano piano. Se la ride Massimo quando dico che sei un diesel. Vediamo, andiamo avanti e scopriamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Sorpresa, ma è un quiz legato al mondo dello sport. So che Massimo è un grande tifoso dell'Udinese, il nostro Daniele è tifoso del... Si può dire, della Juventus. Quindi già qua non andate d'accordo e siete due avversari, no? Però siete sportivi? Sì. Sì? Sì, sì. E cosa fai tu, Daniele? Io pallavolo, non si direbbe mai così. Tu invece Facevo, di basket. fricco e No, basta. io giocavo a basket. Giocavi quanti anni fa? Non li sai neanche quanti. Una trentina. Va bene, non parliamo né di basket né di pallavolo, ma di calcio, di un grande campione e allenatore, Cesare Maldini. Prima di passare al Milan nel 1954, in quale squadra militava? Pro Gorizia, Triestina, Pordenone, Udinese e Massimo dice subito Triestina. Ve lo ricordate voi? Celeberrimo. Sì. Cosa ti ricordi di lui? Ma intanto le imitazioni bellissime, ma poi insomma è tristino al 101%. Dai. Sì. Bene, questa è la situazione con Dignano a 19 punti, Maiano 4. Però questa sera ci sono diversi quiz, non c'è il tassel, ma ritorniamo con i proverbi in friulano, quindi li proponiamo alle nostre proloco e poi ci sono diversi quiz che sono stati lanciati dai primi cittadini, scopriremo chi. Andiamo in pubblicità, poi ritorneremo a Lo Sapevo, tra poco. Questa sera la Proloco di Dignano sfida la Proloco di Maiano. Dignano ha vinto 2 edizioni di Lo Sapevo, Maiano una, la terza, se non sbaglio, la terza. Dignano ha vinto la prima con la finalissima che avevamo fatto quell'anno, proprio la prima edizione a Villamanin. E poi l'altra l'abbiamo fatta con voi in studio, se non sbaglio. Dello scorso anno. Era lo scorso anno, la quarta edizione, anche con voi in studio. Quindi noi abbiamo fatto 2 edizioni in esterna, poi sempre in studio perché anche il clima non ci ha mai aiutato in esterna, quindi abbiamo sempre preferito rimanere poi in studio. Bene, noi siamo pronti per il primo domandone, questa volta proposto alle nostre Proloco. Partirà
la Proloco di Maiano, che è in svantaggio, per provare a darci il significato del proverbio, ovvero che cosa intendiamo dire con questo proverbio. Lo andiamo a vedere subito, lo leggerà il nostro Enrico Radivo. Vediamo. Gli amici di Mayan, che sta qui, Shitake il mush, la che al comando il paron. Puoi aiutarti, ovviamente un po' con la anche, sì, traduzione, e anche puoi consultati consultarti. coi tuoi colleghi, ovviamente. Ripetilo pure, Sì, Shitake il mush, la che al comando il paron. Intanto loro si consultano, Enrico. Ricordiamo sempre che sì, è facile ricostruire. È facile di fare una traduzione letterale su che non è nubis. Noi stiamo domandando appunto un proverbio c'è che l'insegna che queste frasi. Non di noi, andi di loro. Lo devono dire sì, loro. al partish Mayan e dopo in caso va resuati la possibilità. Sì. Allora, chiedo la proviamo. mascherina. Gli ignoranti seguono chi comanda, chi... Esattamente, può indicare giusto, bravi. Bravi! 10 punti, Sì, 10 punti con il domandone subito al proverbio. Sono riusciti a dare il risultato? Sì, il significato è proprio che quindi che bisogna sottostare al comando, quindi anche il caso dal musca, all'ada obbedì al paron, non de sans. Così, qui che è più in alto al comando e che sotto nome da obbedì. Anche voi lo sapevate? Sì, anche noi si pensava di dire tipo il braccio e la mente, chi comanda la mente, il braccio deve obbedire. Come Sarebbe stato per corretto steso. la loro interpretazione. Salutare se ne studio per prima detto, riproviamoci ancora un momento. Ecco, quindi... quindi è andata meglio a Maiano in tutti i sensi. 10 punti, vediamo Bravi. la situazione. 14 punti per Maiano, Dignano 19. Avevo detto che era un diesel, Daniele, quindi piano piano, assieme alla sua squadra, si avvicinano. Andiamo a vedere i prossimi quiz, quindi pulsantiere in mano e partiamo subito a scoprire il prossimo argomento nel nostro cubo virtuale. Territorio, e qui andiamo a Udine. Com'era tradizionalmente chiamata la parte inferiore di Piazza Libertà a Udine? Piazza del Grano, Piazza del Vino, Piazza del Pane, Piazza di Sotto. Non è Piazza del Grano, quindi o è Piazza del Vino, del Pane o di Sotto. E nemmeno del pane, ragazzi. Ma la roba più Piazza banale. del Vino, Enrico. Male, molto male. La plage della nostra capitale, dove adesso si conosce alla perfezione la sua storia. Piazza Libertà Udine, quindi che tal medioevo si chiamava place dal vin, appunto perché in queste place si commerciava vin. Non si smentin dal medioevo in qua. Ovviamente ha cambiato i nomi però fino ad arrivare a Way, quindi dal 1350, a metà del 1300, all'arrivata della sede comunale in Place, quindi è diventata Place dal Comune. Dopo sono arrivati i nostri amici veneziani, è diventata Place Contarena, in onore di cui che comandava in quel periodo lì. Place Vittorio Emanuele II, in periodo alla fine del Vocento, dopo l'unità d'Italia. Ovviamente dopo la seconda guerra mondiale, scusate, il nome che chiamò Place da Libertà, però il nome originario era appunto quello di Place dal Vin. Bravo Enrico, precisissimo anche nel commentare questa risposta. Allora, voi siete rimasti in questa situazione perché non togliamo punti, quindi bene, così conquistate i vostri punti e andate avanti per la vostra strada. Andiamo a vedere il prossimo argomento con Dignano, ancora in vantaggio, 19 punti, Maiano 14. Vediamo il cubo virtuale. Cultura. 60 anni fa moriva Dolfo Zorzut, scrittore e studioso originario di Cormonstra e fondatore della filologica. Qual era il suo vero nome? Rodolfo Gandolfo Franco Andolfo. Non è Andolfo. L'abilito. Ma o Rodolfo Gandolfo Franco?
Nemmeno niente da fare, nemmeno sui nomi riescono a dare la risposta nuovamente corretta. bocciati in culture furlane. Ai, ai, ai. Usconsares un corso. E sono i campioni, pensa sono un i po'. campioni. Usconsares il corso che attaccherà proprio la prossima settimana di lingue e culture furlane da filologiche. Frequenza obbligatoria. Ci si adattare anche noi, attaccherà un corso online. Però le iscrizioni sono già scerate perché vi già raggiunto il numero massimo sia per prima che per seconda edizione, quindi dovete aspettare un bel po'. Comunque il nome era Rodolfo, nasciuto nel 1994, come ti ho detto anche tu, scrittore, ma anche folclorista e ovviamente insegnante, perché l'ha insegnato per un gruppo di anni, è stato anche preside, grande amico di Ugo Pellis, atti letterato furlan, anche lui pari da nostre società filologiche furlane. Bravo Enrico, meno brave le nostre proloco che nonostante il titolo di campioni si sfidano per questa super edizione, non sono preparatissimi, tiriamo le orecchie, anzi lì, come possiamo dire, lì... Cibacchetti. Dietro la lavagna. Il termine sarebbe Jurasprending, li riprendiamo del loro comportamento, okay. Non Jurasprending. Enrico sembra buono, poi alla fine... Bene, andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, il nostro argomento. Sport, parliamo di calcio, ma in particolare di un calciatore. L'attaccante Davide Diav, esploso nel Pordenone Calcio in Serie B, ora in forza al Monza, è nativo di quale paese o città? Trieste, Dakar, Cividale, Pordenone. Ed è proprio di Cividale, bravi! Era semplice questa per chi segue il calcio regionale, invece tu solo udinese, quindi Pordenone non potevi... Ero incerto. Eri incerto, invece tu hai avuto un ottimo suggerimento, mi sembra di capire. Bravo, bene. Paolin che in gamba sullo sport. Bene, e vedete la situazione adesso, Dignano 19, Maiano 18, un punto di distacco. Andiamo avanti e vediamo il prossimo argomento. Vedi che sul proverbio sorpresa, qui avete sempre più punti in palio e più tempo per pensarci. Sabide Sabata era una santa tipica friulana cancellata dalla chiesa nel Settecento, ma che cosa accadde alle donne che ne portavano il nome? Furono fatte suore, furono mandate al rogo, ribattezzate o niente? No, non è la B, ragazzi. Tutti e due hanno dato la D, ma non è la B. Furono ribattezzate. Questa è ciò che succedeva all'epoca. Andiamo avanti, vediamo se qui riuscite a darmi la risposta. Andiamo a vedere l'argomento, il cubo virtuale. Cultura. 100 anni fa, nel 1921, da cui lei e la signora Maria Bergamas compì un gesto storico. Quale tra questi? L'uccisione dell'arcivescovo di Gorizia, la celebrazione di una messa, l'ammaino della bandiera austriaca, la scelta del Milite ignoto. No, non è la C. E nemmeno la B, ragazzi, è la D. Questi sono bloccati da queste risposte, da queste domande. C'è un blocco da parte di tutte e due proloco. Che succede? Vediamo una svegliata. Impallati. Siete impallati. Vabbè. Questa è la situazione con Dignano 19 punti, Maiano 18, poi ci sono altri quiz e ci sarà anche un altro proverbio, questa volta ci sarà sempre Maiano a riprovarci, ma ci sarà, no, vediamo perché sarà più tardi, vediamo com'è la situazione. Subito dopo la pubblicità ritorneremo con il gioco in friulano e quindi partirà sempre Maiano con la scelta della busta. Pubblicità, ci vediamo tra poco, lo sapevo.
che hanno vinto tutte le edizioni, 2 ne ha vinte Dignano, che è qui in studio, una Maiano. Si sfidano questa sera per conoscere il campione il campione delle Pro Loco che hanno partecipato a Lo Sapevo in queste 5 edizioni. Siamo arrivati al momento del gioco in friulano. In svantaggio è la Pro Loco di Maiano, quindi a Daniele, il capitano, chiedo di scegliere o la 1 o la 2. La 1. La 1. Tu preferiresti avere, cioè dove sei più forte? Dall'italiano al friulano o dal friulano all'italiano? Cioè generalmente nelle edizioni. Dal friulano all'italiano. Vedi che fortuna. Vedi. Hai trovato dal friulano all'italiano e il nostro Enrico Radivo ha scelto, chissà perché, in questa puntata delle parole legate alla vita dei campi. Si vede che in gioventù lui chissà, è ispirato chissà da cosa, non vogliamo saperlo. Dalla vita nei campi. In fascia protetta e comunque andiamo avanti. 1 minuto di tempo. Hai anche i tuoi 2 compagni dietro che possono darti una mano. Io le darò in friulano con l'aiuto di Enrico e tu in italiano. Partiamo con 1 minuto. Frumento. Blave. Grano. No. Grano turco. Mais. Però tu volevi dire ripartire. Forment. Frumento. Blave. Gran turco. Blede. Bieta. Siale. Segale. Guarzine. Guarzine, scusate. Vomere. No. No. Forment. Frumento. Blave. Gran turco. Blede. Bieta. Siale. Segale. Guarzine. Orzo. Guarzine. No, risdogne, più d'ogni No. prima. Forment. Frumento. Blave. Blede. Mais. Blede. Bieta. Siale. Segale. Guarzine. Aratro. Bravo. Cartufules. Patate. Colta. Coltà. Finite. Cos'era? Coltivare al podare slaben. Ma chi l'ha detto? Quindi no. no, sì, è vero, Fuori. sì. Non vale in- perché lo deve dire il capitano. In realtà coltà sarebbe il verbo più corretto per di concimare. Concimare. sì. Poi c'era zei. J, che è la Jay. gerla o il cesto, che dir si E voglia. poi concia si dice. Cionchia, che è la capitozzatura o il taglio. cerca- Taglio lave bene, no, il termine corretto sarebbe calecce che si faceva sui gelsi, quindi tagliare poi? la sdrames. La cumierie, se devo la Cirillo anche io, la traduzione in italiano è porca, che in realtà la cumierie tai chiams alle c'è che sta fra due agars, quindi la parte alta. In italiano si dice porca, in furlan cumvieri o cumierie. Diciamo che 6 su 10, quindi 6 punti conquista Maiano. Li abbiamo già inseriti? Sono già 24, ho visto adesso. Bene. Bene, grazie alla regia. Tu invece, caro Massimo, quindi Pro Loco di Dignano, fai dall'italiano al friulano. Vorrei sapere con che metodologia ha scelto queste parole, cioè qual è l'argomento? Allora, ormai la filologica mi ha talmente spolpato tasi idee di metti queste parole che non sapevo più c'è argomenti inventati. Quindi qua si va così. Spiete. Non così, dopo io darei in parcella l'argomento che in tampartin, Alex. In tampartin, Alex. In tampartin, perché adesso vedi. Ma l'argomento è sempre i camp? No, No, non si sa, per è un aule. mistero. Via. Per aule, L'argomento parole- è un mistero. Andiamo a vedere, a scoprirlo. 1 minuto di tempo e andiamo con la prima parola. Imbuto. Plere, Occhi. voi, Lardo. Ardiel, 8. Suocera. Madonna, Abbrustolire. Brustolì, Sì? Paiolo. Paiolo. Calder, Sì, va bene. Europeo. Europeo, Europeo. Devo andare. Europeni, no, Europeni, No. No. E imbuto. Plere, Occhi. voi, Lardo. Ardiel. 8. Bot. Suocera. Madonna, Abbrustolire. Brustolì. Paiolo. Caldera. Europeo.
Dall'Europa. Vabbè. European. Però dalle Europe sarebbe, non è sbagliatissimo. No, semanticamente no, però no, non ci ringono parole per European. quindi European. European. Poi c'era villaggio, país, ville, borgo, ocra. Che l'era impossibile, l'ocra E arriva in... invece, no, non lo so. Già l'ocra sentivo. Auriane. No. L'argomento Adesso, della stavie, sa tu qual come era? tu leis, las iniziali das paraules dal bas vers l'alt, Cos'era? Non ho capito. lei las iniziali das paraules dal bas vers l'alt, la prima lettera di ogni parola dal bas vers l'alt, e ci viene fuori scritto. Ma non vedo fin là io però. Io L'ha lo letto sapevo, lui, io lo sapevo. Ma pensa come le studia lui, cioè. Astuti. Ah, per quello è scritto lo sapevo. Allora l'argomento era quello. Cioè lui è lì che di notte studia e propone queste cose. Bene, vedete che Lignano ha 26 punti, quindi avevano conquistato, siamo arrivati ad Paiolo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 su 10, non male, vero? Allora, però sono sempre 2 punti, cioè la situazione è abbastanza equilibrata. Andiamo a vedere i prossimi argomenti, i prossimi quiz, pronti con le pulsantiere, andiamo a vedere subito il primo cubo virtuale. Enogastronomia, quiz realizzato dall'area enogastronomica di Promoturismo Friuli Venezia Giulia, vediamo. Buongiorno a tutti, sono Rita Righettari dall'Ufficio Enogastronomia di Promoturismo FVG e sono qua con Nicolas che risponderà alla domanda di oggi. La domanda è: quali sono i prodotti del Friuli Venezia Giulia che hanno ottenuto il presidio Slow Food nel 2020? Fava, cavolo, pere, brovadar, fagioli, aglio, pera, pesca, aglio, spinaci, mele, pesca, cavolo, fava. Quale tra questi ABCD? Bravo! Che savi la prima. Vediamo la risposta precisa che ci arriva da Promoturismo. Vediamo nel video la risposta. Nel 2020 i prodotti del Friuli Venezia Giulia che hanno ottenuto il presidio Slow Food sono ben 4, ovvero la fava di Sauris, il cavolo cappuccio di Collina, le pere Colzen dell'Alpe Adria ed infine il brovadar di Moggio Udinese. Bravi i ragazzi di Maiano che sono riusciti a dare la risposta e vedete che passano in vantaggio, 27 punti, Lignano 26. Andiamo a vedere il prossimo argomento, Massimo concentrato. Siamo. Andiamo a vedere il prossimo argomento, il nostro cubo virtuale. Cosa è il Furlan? Il nostro oggetto misterioso che comparirà, voi dovete capire che cos'è e poi dircelo però. Come si dice in friulano? Lo scopriamo adesso, vediamo l'oggetto. Adesso comparirà la foto, potrebbe essere una libellula, un maggiolino o uno scarabeo maggiore, ma poi voi dovete dirci come si dice. È un maggiolino, come si dice? Masorin. No. No, si disse. Dignan. No, lo deve dire Dignano. I cossons. Cosa ha detto? Alla de cossons dovrei la verificare può essere. ufficialmente Cioè, validi. non lo dico, è sempre stato... Da io al dizionario pro io, per me alle scussons. Sa tu No, vos son din, varianti. sa Qua podin, era divo decidere. la scussons, ogni perché la nostra risposta ufficiale che avevi scritta è scussons, quindi no, mi dispiace. Va buon, dai, non importa. Non possiamo darla per buona, No, quindi a diciamo Dignano no. perché... È sicuramente una parola che allora Sarà una adopreranno, variante. quindi una varietà locale, tu sai che la nostra lingua ha tantissime varietà locali, però il termine Preciso, Furlan di Furlan Arlef alle Scuscion. Però vedi che loro non sono lì che continuano, però non ti stanno ascoltando. No. Sa media sia a scuole, quindi... Il giudice qui decide e stabilisce qual è la risposta. È inutile che ci son fate problemi. polemica, perché qua c'era Divo stasera, in caso fine puntata ve la vedete con lui. Maiano 27, Dignano 26, andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento.
cultura è una domanda che ci ha inviato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Lo vediamo assieme. Facilissima questa domanda, mi raccomando. Come voi sapete, Gorizia sarà capitale europea della cultura. Ma in quale anno e con quale altra città non italiana? Malta 2022, Milano 2023, Slovenia 2026, Nova Gorica 2025. Bravi! Vediamo la risposta precisa del sindaco Ziberna, che ringrazio per la sua disponibilità. Vediamo Ziberna. Mi auguro che abbiate risposto, perché Gorizia sarà, insieme a Nova Gorica, slovena, capitale europea della cultura del 2025. E conto di vedervi tutti voi, non soltanto nel 2025, ma anche ad assistere alle tantissime manifestazioni che verso il 2025 avranno luogo a Gorizia e a Nova Gorica. E ci sarà anche Enrico? Sicuramente, la filologica sarà sicuramente presente, un evento che dà lustri sicuramente a tutta la regione, anche per in queste due città il primo cast a storia di questi eventi di due nazioni diverse, ma per dimostrare appunto che Gorizia e Nova Gorica in realtà sono due, e quindi questi eventi da Cumò, che partiranno già da quest'anno fino al 2025, per rinsaldare questa unione che dura praticamente da sempre, che nome dopo un confine deciduto qualche anno fa, la dividu la città in due. Maiano in vantaggio, 32 punti, Dignano 26, ma andiamo avanti, andiamo a scoprire i prossimi quiz nel nostro cubo virtuale. Vediamo. Territorio. Qual è il nome della località nel video? Lo vediamo assieme. Qui secondo voi dove siamo? A Grado, a Monfalcone, Trieste? È proprio Grado. Bravi ragazzi di Maiano che hanno identificato subito Grado. Andate lì in vacanza allora? Sì, Sì, vedi, qualche volta sì. proprio sì. Assolutamente sì, e infatti conquistate altri punti, siete a 37, Dignano 26. Avevo detto troppe volte che era un diesel però, Massimo! Il Moir si conta in ultimo. Va bene, andiamo avanti e scopriamo il prossimo quiz, il cubo virtuale. Ancora cultura e un altro quiz che ci ha inviato il sindaco di Gorizia, Ziberna. Ascoltiamolo assieme. Non so quanti sanno che Carlo X è morto proprio a Gorizia ed è sepolto nella vicina Slovenia, davvero a pochi minuti di strada dal confine, alla Castagnevica. Carlo X, morto presso una grandissima, bellissima dimora storica che è la Villa Coronini a Gorizia. Carlo X era re, o meglio ancora, l'ultimo re di quale importante nazione, per quanto i nazionalismi nascono successivamente, ma era un modo per aiutarvi? Di quale importante nazione? Germania, Inghilterra, Francia o Svezia? Francia! Corretto! Andiamo a vedere precisamente la risposta di Ziberna, del sindaco, che ringrazio. Carlo X era l'ultimo re di Francia. Oggi le sue spoglie, insieme a quelle anche dei suoi discendenti, sono custodite nella cripta della Castagnevica e vale davvero la pena, per chi non c'è mai stato, di venire a Gorizia a visitare Villa Coronini, immersi in un parco stupendo, davvero suggestivo, e poi anche fare un salto alla Castagnevica appunto per vedere nella sua cripta i resti non soltanto di Carlo X ma anche dei suoi discendenti e altri suoi familiari. Uno dei tanti luoghi stupendi da visitare nella nostra città. Assolutamente sì, grazie al sindaco Ziberna per i suoi quiz e per la valorizzazione del suo territorio, anche con le sue risposte. Maiano adesso è in vantaggio, 37 punti, Dignano 31. Noi andiamo in pubblicità, poi ritorneremo con il proverbio in friulano e altri quiz e scopriremo chi è la Proloco vincitrice di questa puntata, chi andrà in finale. Tra poco.
sfida tra i campioni, la Proloco di Dignano che ha vinto 2 edizioni contro la Proloco di Maiano che ha vinto la 3ª edizione di Lo Sapevo. In questo momento è in vantaggio la Proloco di Maiano. Bene, perché loro sono riusciti a dare la risposta precisa al primo domandone, il proverbio in friulano, hanno dato il corretto significato e adesso andiamo a vedere il prossimo domandone, il secondo proverbio, che sarà proprio Massimo ad avere la possibilità di dare la prima risposta. Quindi lo vediamo assieme e lo leggerà Enrico. Il proverbio per i nostri amici di Dignan che sta qui, cui che si pas di speranze al crepe di fan. Qui che si pas di speranze. Sì, alla Tiarniera le cui che si pas di speranze, saluti alla Furlana e cui che si pas di speranze al crepe di fan. Cosa si intende dire con questo proverbio, Massimo? Secondo noi è che bisogna sempre darsi da fare perché chi solamente spera così nella buona sorte alla fine non conclude nulla, insomma. Risposta esatta, lo stava anche nome il print talk, l'importante è darsi da fare anche le varie soluzioni che noi vi proponiamo, quindi la risposta è esatta e quindi la risposta è esatta, sì. 10 punti per Dignano. Dai, sui proverbi sono preparati. Sono stati bravi, sì, le da dire. Sì. Varrendi al nostro proverbiologo che abbiamo usato calè, il nostro amico Romanzin Claudio che io faccio più difficile. No, allora possiamo dire in realtà come viene chiamato Romanzin, non solo, cioè è un po' un tuttofare per noi, sì. È il nostro super esperto, possiamo dirlo no? Non si sa. Sì, no, non è offensivo. No, quindi... assolutamente, anzi per me è simpatico anche chiamarlo venerando, sì. Noi lo chiamiamo così. Per noi è il venerando e quindi lo salutiamo, lo ringraziamo perché è davvero sempre molto bravo, preciso. Allora, voi siete pronti? Vedete che Dignano è tornato in vantaggio, 41 punti, Maiano 37. Andiamo avanti con i nostri quiz, andiamo subito a scoprire l'argomento del nostro cubo virtuale. Vediamo se riesco a tirarlo. Territorio, andiamo a vedere questo video, dovete dirci qual è il nome della località che vedete nel video, guardiamolo assieme. Chi secondo voi è la neve di Piancavallo, di Tarvisio, di Sappada o di Sauris? Chi va a sciare? Chi andava a sciare? A parte che dal 15 di febbraio gli impianti di sci, poi insomma vediamo l'evoluzione, ma al momento si può andare. Da cosa hai notato? Perché non era semplicissimo. Dalla cabinovia addirittura, sì? Lui ha capito dalla cabinovia. Piancavallo non c'era, quindi è un esperto di cabinovia, perfetto, cioè direi che per la puntata è perfetta. Benissimo, benissimo, e vedete che conquista 6 punti se non sbaglio, no 3 punti Dignano e rimane in vantaggio. Andiamo avanti perché ci sono altri quiz, quindi andiamo avanti e vediamo il nostro cubo virtuale, mancano pochi quiz e la tensione sale qui. È una sorpresa legata al mondo dell'enogastronomia e quindi è Promoturismo a lanciarci questo video quiz. Vediamo. Oggi siamo al Consorzio delle DOC dei vini del Friuli Venezia Giulia insieme a Matteo Bellotto. La domanda di oggi è: quale di questi vini del Friuli Venezia Giulia è considerato un vino autoctono? Merlot, Cabernet, Friulano, Chardonnay. A, B, C o D? Era facilissima, però Massimo ha dato subito la risposta. Allora andiamo a vedere la risposta che ci arriva da Promoturismo e ringrazio Diana per questo aiuto. Vediamo. Il Friulano. Il Friulano è il vino forse più autoctono della nostra regione ed è capace di avere il suo perfetto sviluppo in ogni territorio della nostra splendida terra, per cui è il vino che parla della nostra anima.
Era facile, però facile. è stato veloce lui? Sì, stavo calcando, ma... Vediamo subito il prossimo argomento, vediamolo subito, il nostro cubo virtuale, territorio, e qui andiamo a Palmanova ed è il sindaco Martinez che ci ha inviato il quiz. Grazie sindaco, lo vediamo. La città di Palmanova ha una forma geometrica perfetta ed è riconosciuta a livello mondiale dalla sua forma stellata, è una stella a 9 punte. Palmanova dal 1962 è monumento nazionale, dal 2017 è stata riconosciuta come patrimonio mondiale dell'UNESCO insieme a Sebenico, Zara, Cattaro, Peschiera del Garda e Bergamo, sono le opere di difesa veneziane. Da un anno è stata inserita nel Club de Borgo Bay d'Italia. Tutti conoscono Palmanova, però non tutti sanno qual è la forma della sua piazza. Quindi vi chiedo qual è la forma della piazza di Palmanova? Qual è la forma della piazza? Quadrata, rotonda, esagonale, nagonale? Esagonale, bravi! Sentiamo la risposta precisa del sindaco che ringrazio. Vediamola assieme. Intanto Dignano A continua. Palmanova tutto è 3 e multiplo di 3. La piazza di Palmanova ha una forma esagonale, una dimensione di circa 20.000 metri quadrati, è stata pedonalizzata dal 2012, negli anni in cui Palmanova era città militare, quando c'erano 5.000 abitanti e 5.000 militari, era il luogo dove si facevano tutti i giuramenti del reclute. Oggi è il luogo dedicato al mercato del lunedì, a un grande mercato con 110 ambulanti, ed è da molti anni un luogo dove si fanno i grandi eventi culturali e musicali della stagione estiva. Grazie al sindaco Martinez. Dignano, bravi, avete dato subito la risposta, probabilmente tu sei sempre lento nel Sì, dare... sono un po' lento. Niente, qua è colpa tua sto giro, sì. Vabbè, andiamo avanti e andiamo a vedere il prossimo quiz nel nostro cubo virtuale. L'argomento. Sorpresa, avete più tempo e più punti in palio. Vogliamo sapere come si chiamano gli abitanti del comune di Varmo. Varmesi, Varmellini, Varmolesi, Varmoli. Non sono Varmellini. Varmolesi? Nemmeno Varmolesi, ma sono Varmesi, Enrico. Erano i Varmesi, si erano i Varmesi. No, Varmo, in italiano, in furlan, ville di Var, ce lo impensin a livelli filologici per due motivi. Perché il primo è che è un tipico toponimo di origine latina, ville di Var, quindi era il paese di Var, quindi il proprietario di quei terreni era un che si chiamava in Kesmutaki, da cui dopo il nome in italiano. Il secondo perché appunto a Var, come vi ho detto anche in un video dalle ultime puntate, è da che è nasciuta la nostra Serena Fogolini, giusto, che salutiamo. Che ha filologica anche, quindi il secondo motivo importante per Varmo è che là lì, quindi... Bene, bravo. E niente da fare questa volta, ma ogni volta che io dico degli abitanti, facciamo il quiz sugli abitanti, nessuno poi sa darci la risposta. È una delle domande più difficili per le Proloco, evidentemente. Andiamo avanti, scopriamo il prossimo cubo virtuale e poi vedremo chi ha vinto questa puntata e chi andrà in finale per conoscere il vincitore assoluto di Lo Sapevo. Vediamo. Territorio e ritorniamo a Palmanova con un quiz lanciato proprio dal sindaco Martinez. La città fortezza di Palmanova è contornata e racchiusa dal Parco dei Bastioni, che ha una dimensione di 1,5 milioni di metri quadrati, che contiene le 3 cinte murarie, 2 di epoca veneziana, la prima con 9 baluardi, la seconda con 9 rivellini e la terza di epoca napoleonica, 1800, con 9 lunette napoleoniche. E della sua bellezza tutti ne parlano, però non tutti sanno la fitta rete di gallerie che sono scavate sotto i bastioni e che è stata censita in maniera perfetta nel 2013. Quanti sono i chilometri lineari di gallerie che ci sono sotto i bastioni?
Quanti sono? 3,3 km, 4,3, 2,3, 5,3. Sono 4,3. Bravi! Perché tu vai a correre e quindi li conti anche mentre, no? Hai quell'orologio che ti conta i passi, chi lo sa. Prima di scoprire chi ha vinto questa puntata, intanto chiedo se c'è una situazione di parità. Non credo ci sia una situazione di parità, perché vorrei parlare un attimino con le nostre Proloco. Quest'estate la Proloco di Maiano è riuscita, in versione diciamo ridimensionata, a organizzare il Festival di Maiano. Voi ci state già lavorando per il prossimo anno? Sì, noi per questa edizione, che non sapremo, sapremo fra un po', penso, se sarà realizzabile o no, comunque ci stiamo già lavorando, sì. Memori un po' dell'esperienza dell'anno scorso, quindi i preparativi l'anno scorso sono stati eseguiti circa in un mese, anche la programmazione di tutte le serate, e quest'anno invece ci siamo presi per tempo preparando quello che immaginiamo si possa fare. Certo, poi ovviamente sempre distanze, tutti seduti nei concerti, sì, eccetera, e le location adatte per agire appunto per organizzare un evento in sicurezza. Dignano come va? Beh, noi speriamo di ricominciare come nel 2019 con la prima che facciamo noi è a Bonzicco, la Sagra d'estate a metà giugno, e dopo le famose Festival della Birra di Dignano, la Sagra di Vidulis e la Festa del Federico di Carpacco nell'ordine, no? Nell'ordine. Insomma, speriamo di rivederci in questi eventi. Certo. Io ringrazio le Proloco che sono ritornate in studio per partecipare a questa fase finale, per scoprire il vincitore, il campionissimo di Lo Sapevo. Andiamo a vedere chi ha vinto questa puntata e chi affronterà la vincente tra Buttrio e Attimis, che si sfideranno nella prossima puntata. Chi ha vinto? Attimo di... Maiano 42, Dignano vince 64 punti. Sono fortissimi, però è stata una bella gara perché tu comunque... Speravamo nei 30 punti finali della domanda, non ce l'abbiamo fatta. Ma loro sono molto veloci, molto bravi in alcuni argomenti, sì, sono sempre molto preparati, fortunati anche, ci vuole anche un pizzico di vedi che anche i nuovi arrivi... I nuovi arrivi hanno soprattutto sulla montagna, sulle cabinovie, azzeccatissimo, davvero un valore aggiunto, no? della vostra squadra. Ritornerete? Ritorneremo. Tra 2 venerdì. Guardate la prossima puntata tra Attimis e Buttrio, certo, e così scoprirete chi è la Proloco da battere a sto punto. Io ringrazio, in bocca al lupo la Proloco di Maiano, speriamo di vederci al festival a questo punto. Speriamo di sì. Speriamo di vederci, di fare una diretta come le facevamo, no? Sì. Per l'occasione. Io ringrazio Enrico Radivo, sempre preciso e puntuale. Grazie alla nostra regia capitanata da Pierangelo Buttazzoni, Tommaso Ravo, Paolo Bassi. Grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo venerdì prossimo. Grazie a tutte le Proloco. Ciao.